La mia mamma ce l'ha Anche quest'anno, dopo le sessioni successive, si è ripetuta la mostra degli ex allievi dell'Istituto d'Arte. Abbiamo qui una parte della nostra esposizione, per lo più opere di pittura. Abbiamo anche però tessuti realizzati ad esempio dall'artista Raffaella Tessinari, dalle pitture del professor Stradiotto. Abbiamo delle pitture e sculture nell'altra parte della sala di Boccati. I temi trattati sono i più svariati, si va dal figurativo all'astratto. Abbiamo esempi anche di opere più plastiche e materiche e per lo più vengono utilizzati rappresentazioni di paesaggi, nature morte, temi astratti, labirinti, oppure la reinterpretazione di specchi e di varie superfici. Abbiamo la reinterpretazione anche di opere storiche, come avviene con Elena De Rocco. Quest'opera, Riflessi di Berti, si ispira ai riflessi che possiamo incontrare nella laguna veneziana nel momento in cui passiamo ad esempio nei rii e le immagini si riflettono sull'acqua capovolgendosi e perdendo addirittura i confini. Stesso tema veneziano viene affrontato invece nella rappresentazione delle zattere fatta da Anna Barel. Vediamo questi colori ricreati invece lavorando il tessuto, quindi si riprendono sempre queste tecniche che sono state utilizzate e studiate dagli ex allievi nell'Istituto d'Arte. In questo caso Mirko Celegato invece ci dà un esempio di come la pittura può diventare quasi una scultura. Abbiamo questa scultura quasi bidimensionale in cui si gioca con pieni e vuoti e si va a ricercare all'interno di questi buchi la forma ovale che contraddistingue l'intera opera. Anche qui un gioco di colori caldi e freddi che vanno a compensarsi, creando quindi questa sensazione di equilibrio. Qui invece abbiamo Giuseppe Varola che ci presenta questi scudi araldici, quindi abbiamo una forma molto essenziale di questo cerchio che ricorda gli scudi ad esempio ottomani, bizantini, e qui va a riprenderli reinterpretandoli con questi pezzi di vetro colorato tipico del mosaico veneziano, quindi anche a ricordare l'influenza che ha subito questa città. Abbiamo lo Iacono invece che qui ci ripropone delle visioni di un paesaggio lagunare, da un bosco in cui si vede il trionfo in pratica del segno. Abbiamo questi carboncini con gli effetti chiaroscurali che rendono appunto l'irrequietezza di questo bosco, che si contrappone invece al paesaggio lagunare intitolato appunto Barena, veneziano, in cui c'è questa placida tranquillità che domina appunto la laguna, con questo tratto naif, questi colori, queste campiture piatte e piene, che ricordano quasi un brac. Da questa parte invece abbiamo Iodice che riesce a catturare con un tratto veloce l'essenzialità della natura, riproponendoci questi colori molto caldi, molto terreni, questo verde scuro, queste terre per rappresentare e catturare l'essenza degli alberi. Passando invece a un concetto completamente diverso che è quello proposto da Menegazzi, in cui le opere riprendono appunto questa matericità, in cui in questo ad esempio opera Cisto marino tra le pietre d'Istria, addirittura si riesce ad entrare nell'opera in quanto utilizza uno specchio, quindi l'osservatore diventa parte piena dell'opera d'arte. E mentre in questa pietra d'Istria si cattura la luce attraverso la macchia bianca che viene poi ad emergere pian piano da tutto lo sfondo blu. Un soggetto invece più consono alla tradizione, quello ripreso dal professor Stradiotto, è qui la Medusa, in cui viene riproposta questa Medusa con lo sguardo vuoto, perso, perché appunto la condanna che ha subito Medusa da parte degli dei la costringerà a pietrificare le persone, quindi ad essere allontanata dalle relazioni umane, dal contatto, anche oltre la morte. Lo sguardo è vuoto e viene ben reso dal professore, che si firma ovviamente nel contorno dell'opera con questi segni grafici tipici
degli uomini primitivi della popolazione della Sardegna. E sempre il segno domina la seconda opera, che invece è Sopra Sotto, in cui questi segni vanno a ricomporre un paesaggio andando a identificarci la terra e il cielo, i campi coltivati e quelli invece liberi. Abbiamo due opere di Rossini, che è stato presidente dell'associazione Ex Allievi. Da una parte abbiamo una rappresentazione di un paesaggio veneziano in cui c'è appunto l'intenzione di catturare l'animo in parte decadente e ricco di colori della laguna veneziana, con questa prospettiva che viene volutamente improvvisata, resa naif, per quasi irrompere e rompere le regole che stanno alle basi della pittura, e vale lo stesso per gli effetti chiaroscurali. Un'opera invece che rompe con questo paesaggio veneziano è invece il soggetto Le tre età di Rossini, che si rifà al concetto classico che possiamo ritrovare ad esempio il più famoso Le tre età della donna di Klimt. Qui abbiamo dei soggetti femminili che rimangono comunque ermetici, non ci vengono rivelati. Capiamo che le tre età cambiano dal colore del legno che viene utilizzato per ricreare i corpi, e solo nella parte più centrale, quindi nella maturità, viene leggermente svelato il corpo umano per poi ricoprirsi nell'anzianità. E sempre la natura è il protagonista di questa esposizione, passando dal paesaggio marino di Dalla Pasqua ad esempio le impressioni che vengono catturate da queste viole del pensiero, in cui si ha proprio l'anima delle viole, il colore e lo spirito appunto di trionfare da questo sfondo blu. Passando invece con Dominuco e Elisabetta, abbiamo invece come la natura vada a rispecchiare anche la stagionalità. Abbiamo un'impressione d'inverno e successivamente invece un calar della sera. Nell'inverno che sembra riprendere un po' questi sfondi klimtiani con dei colori argentei, dorati, perlescenti. Abbiamo proprio l'impressione del vuoto di questi alberi che si scuotono al vento. Mentre nell'impressione del calar della sera abbiamo questo senso appunto di essere inglobate nel buio della notte. Terminando poi con Vio, che ci illustra questo paesaggio diurno in cui assistiamo ad una processione che sembra in parte venirci incontro e condurci verso di nuovo il paesaggio circostante con i nostri vessilli, quindi i vessilli religiosi, perché appunto si rifà alla cultura e alla tradizione italiana. Si sentono invece gli echi delle avanguardie storiche, ad esempio Lumine sembra riproporci dei paesaggi lagunari con questa influenza futuristica, questi colori molto forti giocati col bianco e il nero, gli effetti chiaroscurali e le linee e i vortici che ci portano comunque ad entrare all'interno dell'opera. Invece l'espressionismo tedesco e le xilografie sono quelle che invece più si avvicinano alle opere di Mengaldo, dove possiamo vedere appunto questi segni che sembrano quasi incisi nel legno, riproposti con appunto il senso del peso dell'esistenza, rifacendosi appunto alla deposizione, o i colori della pace. Quindi sempre questo senso di raccoglimento che ci danno i vortici di colore. Straordinario è il batik, utilizzato invece da Raffaella Tassinari, una delle poche artiste italiane in grado di utilizzare questa tecnica straordinaria su seta. Le opere presentate si chiamano Blu e Rosso, perché giocano appunto con la contrapposizione del colore caldo e freddo. I soggetti che si possono intravedere sono dei fiori. Abbiamo delle margherite per quanto riguarda il blu, che sembrano uscire dall'inverno, quindi da questi colori freddi, e annunciarci la primavera. Invece nel rosso abbiamo il trionfo di girasoli, di crisantemi, di fiori rossi caldi che invece ci preannunciano un'estate, un momento di piena vitalità. È interessante questa tecnica che viene realizzata interamente a mano dall'artista con l'utilizzo della cera e di particolari pennini.
Vi ricordiamo che la mostra terrà aperto fino al 10 gennaio, vi aspettiamo numerosi. Grazie. Quello le metto perché mi faceva il pelletto, no?